Guarda, io penso che la passione per la musica sia una condanna, perché... La tocca piano. Sì, è un fine pena mai. Ciao ragazzi, questa sera abbiamo il piacere di ospitare un artista poliedrico e forse uno dei più originali della scena campana. Ha unito rap, rock e melodia napoletana nel suo stile e nella sua arte. Ha collaborato con tantissimi artisti ed è arrivato al cinema. Facciamo entrare Ivan Granatino. Buonasera Ivan. Buonasera, ciao Lola. Grazie come di stai? essere qui. Tu come stai? Bene, bene, in forma. Fa un po' Ti caldo. vedo pimpante, infatti. Bene. Beh, il caldo lo stiamo soffrendo tutti, ma posso dire che bel sorriso, super smagliante. Ah, grazie. Allora, Ivan, noi adesso faremo un viaggio un po' più introspettivo. Ti farò qualche domandina su di te e spero che tu possa sentirti libero di rispondere come meglio ti senti. Va bene. Pronto? Ok. Allora, partiamo un po' dalle origini. Sì. Diciamo che sei cresciuto con un padre interprete della musica classica napoletana. Quanto è stato determinante per te nel tuo percorso? Tantissimo, perché comunque papà è stato un po' la base per me, che è colui che mi ha fatto avvicinare ed appassionare alla musica, e quindi diciamo che ho fatto una vita sempre a fare musica, perché già da un'età proprio ero piccolissimo che giravo già con papà. Facevamo delle tournée giravamo un po' tutta l'Europa, perché essendo un interprete di canzoni classiche napoletane, sai che la classica ti porta a girare un po' l'Europa, e quindi lì è nata la mia passione. Poi ovviamente crescendo ho iniziato a fare i miei ascolti, perché quando ero piccolino erano un po' più ascolti impostati da papà, a suo gusto. Poi ho iniziato a fare la mia ricerca, è nata la mia curiosità, perché io penso che la musica sia una forte curiosità e non si smette mai di essere curiosi e non si smette nemmeno mai di imparare, perché la musica è tanta, in particolare oggi. È immensa. Penso che ogni venerdì escono migliaia di pezzi, quindi oggi è anche più difficile starci dietro. Però comunque quella forte curiosità ti porta sempre ad ascoltare tanta musica. Infatti, nonostante i infiniti stimoli, tu comunque hai tantissimi stili, tantissimi generi che canti e che porti, insomma, alle nostre orecchie poi. Sì, questa è una cosa che a me, nel mio percorso, devo dire che nascendo in Italia, vivendo a Napoli, è una cosa che mi ha penalizzato tantissimo. Perché comunque l'Italia è un paese dove se sei rock devi essere quella roba lì e devi avere quell'immaginario. Se sei un rapper la stessa cosa, se sei pop la stessa cosa, se fai jazz devi portare il vestito. E invece io sono uno che comunque amo essere tutto. Amo essere tutto sia nell'immaginario che nella musica, perché appunto sono curioso, ascolto tanta musica e secondo me la musica è un forte confronto. Quando ascolti e assorbi qualcosa, comunque ti devi mettere sempre in discussione, devi assorbirla e poi la devi realizzare per vedere se sei all'altezza di quel mood lì. E io mi sono sempre divertito a fare tutto e infatti io mi definisco un crossover di vari generi, anche se comunque sono periodi. Per esempio d'estate me ne esco sempre con quel pezzo un po' più felice, commerciale, con il sorriso smagliante, perché comunque proprio essendo anche meteoropatico mi porta ad essere così, quindi in estate mi viene l'ispirazione un po' più commerciale, mentre d'inverno scrivo canzoni più sentite, più intime, più ispirate, perché sai, vivendo col freddo, sempre un po' più chiuso in casa o in studio, arriva anche un po' di malinconia e nella malinconia riesco a scrivere testi e musica più profonda. Quindi per te è anche un piacere risultare difficile da etichettare, perché ti dà la possibilità di essere chi vuoi quando vuoi? Da una parte sì, io non ho mai avuto grandi opportunità tipo di etichette discografiche, hanno sempre creduto poco nel mio progetto, proprio perché comunque sono sempre stato uno che non si fa manovrare facilmente, e proprio per questo ho messo su la mia etichetta che è Napalm Look, che mi autoproduco da sempre.
e quindi riesco anche ad essere molto libero stilisticamente e artisticamente. Capo presso te stesso, ottima Sì. risoluzione. Sì. Però non ti nascondo che se arriva un'opportunità solida che dice guarda vuoi seguire questa strada, se il mood mi piace da seguire accetterei volentieri. Tu invece come persona proprio, come ti descriveresti? Dammi 3 aggettivi. Folle, iperattivo e una persona molto buona. E la terza è sempre stata anche un'altra cosa che mi ha sempre penalizzato, perché diciamo che questo mondo è un po' una giungla, no? Devi sempre stare attento con chi hai a che fare, perché non c'è mai sincerità. Nel senso, a me mi ha penalizzato proprio questa cosa, perché sono sempre stato molto vero, molto sincero e anche molto, molto buono con gli altri. Non sono mai stato invidioso di nessuno. Anzi, nel mio piccolo ho sempre cercato di mettere a disposizione quello che avevo anche per altre persone, per far iniziare un percorso. Qual è stato invece per te l'ostacolo più grande nell'ambito musicale? L'ostacolo più grande? Ma io penso che l'ostacolo più grande non lo puoi definire, perché ce ne sono così tanti e arriva sempre l'iceberg sempre più grande. Prossimo stress. Il prossimo che comunque non ti saprei definire proprio precisamente qual è stato l'ostacolo più grande. Ti posso dire che ci sono stati tantissimi e si continua comunque a perseverare e a lottare. Perché comunque è una missione chiara davanti a te, la passione anche per la musica ti spinge a... Guarda, io penso che la passione per la musica sia una condanna, perché... La tocca piano. Sì, è un fine pena mai. La passione per la musica, perché comunque la musica tu la devi fare, la fai per esigenza proprio personale, per star bene. Io non riesco a stare senza fare musica e secondo me questo è uno dei miei difetti, perché comunque non riesco mai a staccare. Anche la famiglia, diciamo che la famiglia è riuscita a farmi staccare un pochino, perché per una forte esigenza e per un amore che viene al di là, che va al di là di tutto, riesco a staccarmi dalla musica e a dedicarmi alla famiglia, perché comunque sono sposato, ho una moglie e ho 2 bambini, che saluto, Carolina e Francesco. Carolina 10 anni e Francesco 8 anni, però la cosa bella è che comunque io sto rivivendo la mia vita attraverso loro, perché comunque loro sono molto appassionati anche loro alla musica, all'arte in generale, e quindi trascorro, anche quando mi dedico alla famiglia, c'è sempre un po' di musica. C'è sempre un po' di musica, perché trascorro del tempo con loro. C'ho mio figlio piccolino che è un fan sfegatato di Michael Jackson da quando aveva 3 anni, e quindi c'è da morire a casa. È un buon gustaio. C'è un guardaroba con tutti i vestiti di scena di Michael, ce li ha tutti, e quindi la sera quando sto a casa e lui si mette a fare le prove, c'ha una pazienza assurda, perché fa Billie Jean, c'è il costume di Billie Jean, Smoking Criminal, Jam, allucinante. Invece Carolina ha una voce bellissima, è molto dolce, e ultimamente si è appassionata tantissimo al musical Scugnizzi. Bellissimo. Perché gliel'hanno fatto fare a scuola come saggio fine d'anno, e quindi sono stato mesi a ripicciare un po', perché per me è stato un ripiccio, perché l'avevo un po' lasciato, perché è un musical che ho conosciuto tanti anni fa, l'ho imparato, l'ho studiato, e quindi è stato rivivere quei momenti che ho vissuto anch'io nella mia adolescenza. Anche io c'ho nella mia playlist Spotify, vado sempre ogni tanto a sentire qualche Invece canzone. mia moglie è quella che ci sopporta tutti e 3, perché comunque lei ascolta la musica normalmente, no? Non è una grande appassionata di musica, però comunque ci supporta e ci sopporta. Che posso dire che dolci, c'ho il cuore nel miele adesso. E un'altra curiosità, anche un pochino provocatoria. Secondo te, nel contesto che tu oggi vivi come Napoli, in quanto città ma anche in quanto audience, è difficile arrivare al pubblico? Al giorno d'oggi è complesso? Bisogna reinventarsi? Come ti senti a fare musica qui?
Guarda, invece io in questo momento sto in uno stato molto particolare, nel senso che comunque quello che c'è in giro, quello che consuma il grande pubblico, io non lo condivido e a me non piace, però ovviamente nello stesso momento non ci punto nemmeno il dito, però io al momento sto, nel senso, in quella fase di fare musica e condividerla e cercare di trovare quella forte condivisione con più persone possibili. Però comunque io penso, anche se devo dare un consiglio a qualche emergente, cercare una grande personalità, ma fare musica non per fare, nel senso, quando si scrive una canzone si deve pensare devo scrivere questo pezzo per arrivare a questo, no, bisogna scrivere una canzone e poi bisogna condividerla, poi se arriva così tanta gente che ascolta quella canzone, che ben venga, ma se non arriva è la stessa cosa. Okay. Bisogna buttare fuori quello che c'è dentro. E nei tuoi brani quanto di te c'è? Quanto sono autobiografici? Dipende dai brani. A cosa ti ispiri? Mi ispiro a stare bene, perché a me la musica mi fa stare bene, mi fa anche soffrire, mi ha fatto anche soffrire in passato, quando ero molto più giovane, sai, perché comunque avevo un'ambizione forte, quando non riuscivi ad ottenere delle cose comunque ci stavi male. Io vengo pure da un'epoca dove oggi per esempio la musica napoletana è di grande tendenza. Quando ho iniziato io la musica napoletana subiva un grosso pregiudizio che finalmente oggi, un po' grazie a me, grazie a tantissimi miei colleghi che abbiamo lottato, sì. Ovviamente c'è la nuova generazione che sta prendendo ispirazione da voi? No, al di là dell'ispirazione, sta prendendo proprio i frutti giusti e sono contento di questa cosa, che comunque siamo stati tanti artisti che abbiamo lottato per abbattere il muro. Finalmente il muro è a terra e la nuova generazione non deve... Nasce senza stereotipi, senza generalismi, cioè... Non deve scavalcare più questo muro per passare dall'altra parte. Apprezzo il coraggio che avete avuto nonostante i giudizi che ci sono sempre stati dal momento zero, cioè ci vogliono le palle per fare questa cosa. Guarda Lola, ma in passato pensa che il forte pregiudizio c'era anche già in città, che c'è ancora, c'è un pochino, però ne combattavamo un po', si combatteva proprio il pregiudizio in città. A guerra rinda casa. A guerra rinda casa, si faceva guerra rinda casa e poi... a un certo punto quando era vicino a URK iniziano da UR per cercare di andare dall'altra parte. I social ci hanno aiutato sicuramente, anche se nello stesso momento ci hanno anche un po' nel senso un po' distrutti, no? Perché io oggi penso che manca la curiosità. Per esempio, se ti devo dire una cosa che io non condivido, per esempio io che vengo da un mood sempre un crossover, ho sempre unito un po' tutte le scene della musica napoletana. Per esempio il rap nasceva per denunciare, per lanciare messaggi positivi. Infatti anche qua i Cosank per esempio parlavano di strada, ma trattavano la strada per far capire alla gente che disagio ci creava la strada. Invece oggi no, oggi è diverso. Questa è una cosa per esempio che io non condivido, perché oggi si scrivono testi che comunque fanno venire fuori come se la strada fosse una cosa positiva, e quindi i ragazzini si esaltano e scendono con quella mentalità e quella cattiveria per strada, e quindi questa cosa qui non condivido. Infatti sono molto attento con i miei figli sugli ascolti. Per esempio, se ci sono testi espliciti che comunicano un messaggio negativo, io cerco di evitare di farglielo ascoltare, pure perché pensa che l'urban viene ascoltato la maggior parte da adolescenti. E quindi un consiglio che io do ai genitori: bisogna seguire bene i propri ragazzi, perché a volte una canzone può mettere in testa a un ragazzo qualcosa di sbagliato. Ci sarebbe bisogno di una cultura che sia pregressa, diseducativo, no educativo.
Ovviamente bisogna anche educare i giovani a sapere cosa stanno ascoltando ancora prima del contenuto del testo. Però questo non significa, che voglio precisare sta roba qua, non significa essere boomer o che stia diventando vecchio, assolutamente no. Perché io penso che la musica è uno strumento per dire cose che comunque, sai, capace un discorso non riesci a dire. Invece in musica lo puoi fare, ma bisogna denunciare, bisogna dare messaggi positivi alla gente, perché io penso che la gente ha un forte bisogno di messaggi educativi e positivi. Sono d'accordo su questo assolutamente. Però adesso facciamo un attimo un viaggio nel presente e nel tuo futuro. Sì. Mi è stato detto che nel live tu comunque hai portato anche delle note un po' brasileire nel tuo brano. In che fase artistica sei oggi, Ivan? Guarda, la mia fase artistica è sempre la stessa, dall'inizio, nel senso siamo arrivati qui, sono arrivato qua con i musicisti e nel senso non avevamo nemmeno gli arrangiamenti per fare questo live più, nel senso che comunque gli arrangiamenti che ci abbiamo sono crossover, nel senso c'è una strumentale molto R&B con i suoni elettronici e poi noi ci diamo di rock sopra e niente, siamo arrivati qui e mi sono inventato sta roba, ho detto dai facciamo una roba un po' bossa nova per dare una versione acustica, nel senso per me è stata una roba nuova da fare. Quindi stai sperimentando anche altri generi. E quindi mi sono ispirato proprio qua a fare nel momento a creare questo mood. Assurdo. E riascoltando la registrazione è molto figo. Poliedrico a 360 gradi, non ci credo che proprio adoro. L'ultima domanda che ti voglio fare è: se oggi incontrassi il ragazzo che sognava di fare musica, che sei stato, che cosa gli diresti con le consapevolezze che hai raccolto finora? Io dico sempre la stessa cosa. Oggi sembra più facile, ma è più facile, ma nello stesso momento è più difficile, perché la concorrenza è molto, molto grande. Nel senso, oggi cantano tutti. E io ho anche la percezione che se sei un bravo artista, cantante, se fai il bel canto risulti antico. Se non sai cantare mai riesci ad avere un suono in quella voce che metti fuori, piace di più, non lo so perché, risulti più moderno. Io il consiglio che invece io rimango un po' old school. Il consiglio che do è studiare canto, la prima cosa, perché quando arriva il successo poi devi saperlo reggere. Devi stare pronto, no? Devi essere pronto. Studiare canto, studiare uno strumento, perché è molto importante. Comunque quando inizi a scrivere le tue canzoni, riesci anche ad accompagnarti. E poi non arrendersi mai, essere veri, condividere con le persone sempre quello che si sente e perseverare. Perseverare, perché per ottenere un obiettivo nella vita bisogna lavorarci e buttare tenere il sangue. Testa. Il tuo sangue bisogna fare questo. Allora facciamo l'ultimo gioco insieme, ok? Sì. 3 parole per descrivere la tua musica, risposta secca, non ci devi pensare. Guarda, come ti ho detto prima, folle. La tua musica sei tu. Iperattivo, sì, perché la mia musica sono io. Il concerto che non dimenticherai mai. Il concerto? Diciamo il primo che è stato il Pala Partenope nel 2009. A volte, perché poi ripicciare 18 anni indietro. Sono comunque passati quasi 20 anni. Sono passati quasi 20 anni. Nel 2009 al Pala Partenope, che il concerto è stato insieme a Franco Ricciardi, che facevamo coppia, eravamo un duo, siamo stati 10 anni insieme e poi quello che porto nel cuore, diciamo che è stato l'ultimo concerto evento, perché quello lì che ho fatto per festeggiare i miei 40 anni, no di carriera, di età, feci questa festa all'Arena Flegrea di Napoli, che vi invito a guardarlo, il concerto che è disponibile su YouTube, e quello è un concerto che a me mi rimane, perché secondo me ho dato il massimo
ho dato il massimo ed è venuta fuori veramente una cosa spettacolare. Il complimento più bello che qualcuno ti abbia mai fatto? Complimento più bello che ho ricevuto, secondo me, è da Eugenio Bennato. Da Eugenio Bennato, e ti spiego anche perché. Perché qualche anno fa ho messo su un disco che è un side project. Questo side project si chiama Lontano, che siamo un duo, io e un altro amico di adolescenza, che è il producer di questo disco. Mi chiamò Pietra Montecorvino per un feat. Una volta realizzato il feat sono andato a casa loro a registrare il videoclip. Avendo Eugenio Bennato lì, sai, chiacchierando, gli ho fatto ascoltare questo disco e lui mi disse Ivan, questo è un disco molto, molto particolare, molto bello, io ti consiglio di andare, girare prima l'Europa e poi farlo arrivare in Italia e a Napoli. E lui, il complimento bello che mi disse, non sentivo un mood nuovo da quando ho ascoltato la prima volta Pino Daniele. E per me questo è stato uno dei complimenti più belli che ho ricevuto in vita mia. Bellissimo. E invece per il futuro l'artista con cui sogni di collaborare, con cui non hai ancora collaborato? Guarda, io lo dico sempre, ha iniziato a seguirmi su Instagram dal mio compleanno, lo dico sempre perché sono 18 anni che desidero questa cosa, ma io penso che prima o poi ci riesco a convincerlo, riesco a creare un mood che farà presa su di lui. Mi piacerebbe collaborare con Lorenzo Giovanotti, perché è uno che mi ha ispirato tantissimo, mi rivedo tantissimo anche sul palco, perché lui è iperattivo. Stavo dicendo lui è come me, no, io sono come lui, quando sto sul palco sono iperattivo, non riesco a stare fermo, sono cresciuto con la sua musica. Pensa che la mia prima esperienza da live, frequentavo il liceo artistico, stavo al secondo anno di liceo artistico, avevo messo su una band e giravamo nei locali, facevamo la cover band di Lorenzo Giovanotti e cantavamo le super hit. Serenata Rap, penso positivo. 1000 fidanzatine con Serenata Rap, sì, secondo sì, me. sì. Tutta quella roba lì, non trascurando nemmeno Novasco, che ne so, Gimme Five. Diciamo che lui ha influenzato tantissimo il mio modo di fare musica. E per me sarebbe un premio a tutti i sacrifici che ho fatto fino ad oggi. Allora noi da quando è iniziato il mio viaggio nella musica. Te lo auguriamo. Quindi incrociamo le dita e speriamo. Allora ti auguriamo. C'è da dire una cosa, che una cosa già è arrivata per me, una bella soddisfazione, perché il batterista storico, nel senso che ha suonato una vita intera con me, che ha iniziato con me, che è Carmine Landolfi, B-Dog, oggi suona con Lorenzo Giovanotti. Manifesting potentissimo. Sì. È bella sta cosa, per me è il bello della musica, è una bella soddisfazione. Lega, collega, intreccia, meravigliosa, e poi non puoi prevedere niente. Allora noi te lo auguriamo, ma proprio con tutto il cuore, e soprattutto ti ringraziamo per essere stato qui. Grazie a voi. E ti salutiamo e salutiamo anche il nostro dolcissimo pubblico. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, Ivan. Bene? Ah, benissimo. Sono un po' logorroico? No.